Ed è buongiorno, buongiorno, buongiornissimo, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Benvenuti a questo appuntamento delle 12, tutti i giorni, dal lunedì al sabato con voi per parlare della nostra meravigliosa Sicilia, dei suoi prodotti, del suo territorio, della sua accoglienza, delle sue eccellenze. Noi siamo felici di iniziare questa giornata anche quest'oggi al femminile. Sì, oggi avremo due ospiti, due donne che ci racconteranno quella che è un po' la loro storia, la loro passione. Sarà una piacevole conversazione tra poesia, arte, moda, cultura. Signori, oggi vi porteremo nella bellissima città di Castelbuono. Siamo a Castelbuono, nel territorio di Palermo, siamo nelle Madonie, siamo a 423 metri sul livello del mare. Castelbuono è una città bella, elegante, è bellissimo il suo meraviglioso castello. E proprio entrando nel castello di Castelbuono trovate una lapide e sopra questa lapide una scritta: l'anno del verbo incarnato 1317, regnando il gloriosissimo Federico, re di Sicilia, noi, Francesco Conte di Ventimiglia, di Ischia, Maggiore, Geraci e signore delle due Petralie, abbiamo incominciato a edificare questo castello belvedere ipsigro nel nome di Cristo. Beh, meraviglioso il castello, meravigliosa la sua storia. E sapete, all'interno del castello troviamo le reliquie del teschio di Sant'Anna, che viene festeggiata ogni anno pressappoco in questo periodo, tra il 26 e il 27 di luglio. Veramente una tradizione così forte, così sentita, dove accorrono siciliani, ma non solo siciliani, visitatori da ogni parte della Sicilia, d'Italia e persino del mondo. Noi siamo felici quest'oggi di presentarvi le nostre ospiti, che io farei a breve entrare insieme a noi, ma permettetemi come sempre di iniziare nel consueto modo. Grazie 248.357 volte grazie, grazie sempre, grazie ancora. Continuiamo a camminare velocemente, continuiamo insieme a voi a condividere grandi percorsi, grandi traguardi e nuove ripartenze. Sapete, proprio in questi giorni avremo la presentazione ufficiale del nostro marketplace a marchio Io Compro Siciliano. Stiamo quasi iniziando il countdown, sarà veramente una grande emozione condividere con voi questo appuntamento. Ancora si sta lavorando, sapete, per la realizzazione e anche questa la presentazione a brevissimo del portale del turismo siost.it ed ancora la Sicily City Card, questa card sotto forma di app che permetterà di viaggiare in Sicilia, potendo usufruire di tante agevolazioni per meglio visitare la nostra amata terra. Noi diamo delle raccomandazioni, come sempre, per chi fosse entrato magari da poco nel nostro meraviglioso gruppo, nella nostra meravigliosa realtà di Io Compro Siciliano, o per chi magari ancora non l'avesse fatto, registrate le vostre aziende, anche se siete artigiani, scrivete i vostri dati nel form che trovate proprio nella parte in alto alla nostra pagina, e così anche voi potrete entrare nel nostro grandissimo database a marchio Io Compro Siciliano, il più grande database del sud, dove poter trovare insieme quelle che sono la domanda e l'offerta, i produttori e i consumatori, le eccellenze siciliane. Sono ormai oltre 3.000 le aziende registrate, quindi se non l'avete ancora fatto, fatelo anche voi. Io inizio con i soliti saluti. Amalia Lopinto, buongiorno a tutti. Giacomo Cosentino, brava, viva la Sicilia, ciao caro Giacomo.
ancora Franco Safina, ed è buongiorno alla nostra Katiuska e al suo live che ospita sempre le migliori eccellenze siciliane. Ciao caro Franco, Franco è un nostro caro amico di Io Compro Siciliano, lui vive a Sambuca di Sicilia ed è un ceramista. Ciao, il faraone Palermo, buongiorno carissima Katiuska, sei sempre in forma e sorridente. Ciao caro amico e saluto anche a tutti gli amici che ci seguono nei nostri video party, grazie per essere con noi. Graziella Minardi, buongiorno, buongiorno cara Graziella. Bene, noi siamo pronti per iniziare questo appuntamento. Signori, dalla città di Castelbuono abbiamo con noi la poetessa Cinzia Pitingaro. Buongiorno Katiuska, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Cinzia, grazie per avermi invitata. Grazie per avermi invitata alla trasmissione, che devo dire ogni tanto seguo con tanto piacere. Ringrazio tutti gli ascoltatori. Spero di essere ben accolta anche da loro. Noi siamo ben felici di ospitarti, Cinzia, perché fra poco parleremo di te, ma permettimi, visto che siamo nella città di Castelbuono, e dicevo ad apertura della giornata che oggi parleremo di poesia. Cinzia Pitingaro è una poetessa molto nota, siciliana, pluripremiata in tutti i concorsi più prestigiosi d'Italia, e quindi Cinzia siamo felici di averti con noi. Ma quest'oggi parliamo anche di moda e sarà una piacevole conversazione con un'altra nostra ospite sicilianissima. Lei è una stilista e un po' nel suo percorso c'è anche l'arte, l'architettura, ci racconterà la sua storia. Abbiamo con noi Giusy Cosimano. Buongiorno Giusy, benvenuta e bentrovata. Buongiorno a tutti, salve, ciao. Buongiorno e bentrovati e grazie ancora per l'invito e per l'opportunità di parlare a tutti e di stimolare tutti col Compro Siciliano, perché è una grandissima, un bell'inizio di energia. Grazie Giusy. Noi tra l'altro devo dirti Giusy, abbiamo spesso anche parlato di moda, abbiamo parlato di stilista, abbiamo parlato di importanti sartorie. C'è, ti confesso, anche un progetto proprio a marchio Io Compro Siciliano che coinvolgerà, e quindi sai, penso che ne parleremo, coinvolgerà veramente gli stilisti siciliani e quindi avremo modo di parlarne. Bene signori, ma io vorrei aprire questa puntata un po' raccontandola, sì, si conta e si racconta storie fatate, storie di filmini, sì, perché sapete Cinzia si dedica alla poesia, lei scrive sia in italiano che in vernacolo, e tra l'altro proprio da poco ha ricevuto un premio molto importante. Cinzia, adesso mi piacerebbe che tu ce ne parlassi, e poi vorrei arrivare anche a parlare insieme a Cinzia dell'haiku. L'haiku, che è questa forma di poesia, quest'arte che nasce poi in Giappone nel XII secolo, se non erro, poi arriva un po' più tardi in Italia, poi in questo adesso mi spieghi un po' tu meglio, anche perché Cinzia è davvero molto preparata, ci sono tra l'altro degli eventi legati agli haiku, e arriva poi anche in Italia molto più tardi, e ci sono anche degli scorci che possiamo vedere nel D'Annunzio, Ungaretti, Saba. Come diceva Freud, l'importanza dell'immediatezza dal pensiero alla parola. E devo dire che poi nella capacità di sintesi sta contenuto, c'è veramente un mondo da raccontare. Cinzia, ti lascio la parola. Sì, grazie. Allora, cominciamo a parlare della mia poesia o dell'haiku in particolare in questo momento? Io inizierei innanzitutto da questo premio importantissimo, perché davvero sei stata premiata da pochissimo in questo premio importante. Mi piacerebbe innanzitutto che condividessi questo momento insieme a tutti gli amici di Io Compro Siciliano.
Allora, penso che ti riferisca al premio di Filastrocche, ma io ho avuto anche il primo premio a Milano a ottobre scorso, al premio La Colère d'un Poème. Sono arrivata al primo posto nella sezione haiku. Il mio haiku è stato premiato comunque da una giuria competente a livello internazionale, sono nomi conosciuti a livello internazionale. Lo dico perché l'haiku è un componimento, ecco, non è la poesia breve a cui noi siamo abituati, per cui la giuria deve essere competente, deve conoscere tecnicamente l'haiku, deve conoscere lo spirito dell'haiku, altrimenti si rischia in fase di valutazione possibilmente di premiare poesie brevi che magari sembrano belle perché magari il linguaggio è aulico, perché però non sono haiku, sono poesie, bellissime poesie brevi, ma non haiku. Per cui questo mio componimento breve è stato premiato al primo posto, mi hanno fatto la pubblicazione a cura dell'Accademia Barbanera. E quindi approfittando di questo premio e soprattutto della silloge insomma, che mi hanno pubblicato, ho pensato di organizzare un incontro proprio sabato scorso qui a Castelbuono. Spero di poterne organizzare altri, sinceramente, perché è andata benissimo. È stato un incontro interessante, il pubblico non si è per niente annoiato, malgrado lo abbiamo tenuto fermo forse anche per più di 2 ore, però è stato veramente, era interessato. Si è parlato, ecco, più che della silloge, si è parlato proprio dell'haiku, di questo componimento giapponese, di origine giapponese del XVII secolo. È un componimento, diciamo, ecco, dell'haiku non si può parlare in pochissimo, si dovrebbero fare dei laboratori continui, insomma, per un po' di tempo. Anche l'incontro dell'altro giorno, diciamo che ci è venuto quasi stretto. Comunque, per capirci, è un componimento in metrica giapponese, sono 17 sillabe spalmate su 3 versi, è previsto un kigo, che è l'elemento stagionale. L'haiku si compone sempre en plein air, in natura, non si fa mai seduti a tavolino, come spesso non si dovrebbe neanche fare quella, ma spesso si fa anche la nostra lirica occidentale. L'haiku si fa en plein air, come dicevo, per cui se io scrivo, voglio dire, in autunno, in primavera, in estate, in inverno, ecco, il mio kigo sarà invernale, estivo, autunnale, primaverile. Il kigo rimanda a un significato originario che è il mio stato, che è uno stato d'animo, per cui molte volte all'autunno, alla foglia che cade, magari corrisponde uno stato d'animo malinconico, per esempio. L'haiku non finisce mai, non ha un titolo, non ha un punto, perché non ha, ecco, diciamo che consta, ecco, di 2 immagini di solito, sono 3 versi, i 3 Q come si suol dire, è previsto uno stacco, di solito abbiamo 2 immagini con una toriawase, cioè dire c'è uno, potrei anche sbagliare la pronuncia, ma siamo lì e mi perdonerete. Tra un'immagine e l'altra c'è uno stacco, potremmo avere un ribaltamento semantico o una continuità semantica nel caso in cui le immagini siano contrastanti o non. E io ti fermo un attimo, Cinzia, ti fermo sì, un attimo, perché così come state sicuramente, come stiamo ascoltando dalle parole che dice Cinzia, vedete che c'è uno studio, che c'è continuamente, tra l'altro la ricerca. Cinzia, vi dicevo, è una poetessa che scrive un po' in tutte le sue forme. Oggi io ho chiesto poi la possibilità, visto che abbiamo questo incontro al femminile, anche di dedicarci qualcosa alle donne, ma ti fermo un attimo, Cinzia. Perché abbiamo con noi Giusy Cosimano. Allora, Giusy è una stilista, è un'artista, come vi dicevo poc'anzi, che unisce un po' insieme la moda, l'arte, l'architettura. Lei inizia i suoi studi diplomandosi all'Accademia delle Belle Arti
ma poi per il suo amore verso la moda si trasferisce a Catania, lì prende un altro diploma come modellista, si ritrasferisce, insomma lei continua a studiare perché cercava di mettere insieme un po' la combinazione di quest'arte, arte che poi si ritrova all'interno delle sue collezioni. Le sue collezioni che sono un po' tra la couture e il prêt-à-porter. Lei ne ha fatto una sua completa visione che mi piacerebbe oggi lei raccontasse al popolo di Io Compro Siciliano. Sì, la mia ricerca è più che altro uno studio nuovo, quello del prêt-à-couture, mettere insieme l'haute couture col prêt-à-porter, una sorta di alta moda alla portata di tutti. E questo com'è possibile? Utilizzando magari dei materiali non scadenti, sempre made in Italy, però dei materiali uniti insieme, materiali meno pregiati con materiali lussuosi. In questo modo, dando comunque la filiera corta, hai la possibilità di realizzare un capo unico, totalmente solo tuo, esclusivo, unico nei dettagli, nella foggia, nel materiale, e diventa alta sartoria, alta cultura, alto lusso, solo tuo, prêt-à-couture. Senti Giusy, io vorrei accennare, sono tantissime le collezioni che tu presenti, nelle tue collezioni c'è sempre questo racconto dedicato alla donna siciliana. Nella fattispecie mi piacerebbe proprio che tu ci parlassi di questa collezione che verrà tra l'altro presentata all'interno di una manifestazione, ed ecco un po' che poi queste due figure delle nostre due ospiti di oggi si riunisce, perché giorno 9 di agosto si svolgerà proprio nella città di Castelbuono questa manifestazione che unisce un po' tutte le arti, la musica, la poesia, la moda, e mi piacerebbe che l'arte in generale, che tu parlassi un po' di come hai voluto vestire questa tua collezione per questa manifestazione che è dedicata proprio alla donna siciliana. Esattamente. Allora, io la cosa importante, l'obiettivo che mi pongo principalmente è quello di vestire una donna elegante. Mi piace vedere la donna sobria, minimal chic, ma comunque unica in tutti i dettagli. In questa occasione, che sarà il 9 agosto, il cui tema è la donna siciliana, un evento che si svolgerà in una location fantastica che è a Castelbuono, che è il chiostro di San Francesco. Il tema è appunto la donna siciliana. La collezione sono circa 18 outfit divisi in tre temi, in tre momenti di visione, ecco, della donna in maniera diversa. Nel primo momento i colori della donna, più che altro i colori della sicilianità della donna, e quindi un attimo uno sguardo ai colori della terra, del mare, del sole. Nel secondo momento, il momento centrale, il momento più alto, come una sorta di ascesa, è il momento della passione, dell'energia della donna siciliana, della passionalità della donna siciliana, quindi abiti sensuali, abiti leggermente provocanti, molti rossi, spacchi, eccetera. E infine l'ultima parte, che è la parte diciamo più riconoscibile della donna siciliana, quella che è la riconoscibilità nel mondo della donna siciliana, che è il folklore. E quindi l'ultima parte, che faremo uscire delle cose un po' bizzarre, ecco, un po' eccessive, tra virgolette, ma che sono più che altro l'alta moda e che fa scalpore, no? La curiosità più importante che mette in campo degli abiti particolari, sicuramente non mettibili tutti i giorni, però ci proviamo, ripeto, a utilizzare delle cose che possono poi essere sfruttate. E quindi è un momento insieme anche con Cinzia di poesia, di musica, di moda, però in una lettura più che altro di eleganza, quindi deve essere una serata di equilibri, di bellezza, cioè
la bellezza si deve sentire, si deve odorare, ecco, quindi mi piace l'idea che ci sia un filo conduttore dall'inizio alla fine di poesia che racconta della donna che, cioè dell'abito che viene visto e che racconta la poesia, quindi una sorta di racconto di tutta la serata, quindi cercheremo di fare questo con Cinzia, ci siamo ritrovate e sono contenta anche che oggi siamo insieme in questo momento. Lei, le sue poesie sono veramente come dire, un modo di rilassare l'animo, di mettere in pace tutto, quindi ed è vero quello che dici. La cosa che ha detto poco fa, sai, no, sì, sai scusami un cosa? attimo. Sì, quando tu dicevi è un po' questo accarezzare l'anima. Io tra l'altro ho avuto modo di conoscere Cinzia tanti anni fa, in tante manifestazioni, perché ho avuto modo di premiarla tante volte. Senti Cinzia, ma a proposito di questo, io vedo anche un po' per come tu oggi ti sei vestita, c'è un po' questo racconto di passione, no? Perché guardate, lei poi oggi si è vestita di rosso, hai visto Giusy, cioè ha scelto il colore perfetto. Senti Cinzia, ma mi stavi anche raccontando all'inizio che c'è un altro bellissimo premio, tu scrivi delle filastrocche. Mi piacerebbe che tu ci raccontassi anche questo spaccato. Sì. E allora, scrivo filastrocche da anni, ho una silloge pronta, ce ne sono circa 50 raccolte in questi anni. Purtroppo il lockdown non mi ha permesso di pubblicarla, però ecco, spero entro l'anno, se ci riesco, di farne una raccolta e quindi di pubblicarla. Diciamo che le mie filastrocche tra le mie filastrocche ci sono anche quelle didattiche. Ed è capitato più volte, postandole su Facebook, le metto perché io, ecco, con un atto di generosità non sono gelosa delle mie cose, le condivido con gioia, devo dire, per cui molte insegnanti le hanno adottate nelle loro scuole in tutta Italia, cioè dalla Lombardia al Trapanese. Ecco, le mie filastrocche sono un po' presenti in varie scuole. A volte mi mandano i video perché rientrano anche in certi progetti scolastici, e a volte mi mandano i quaderni e le foto dei quaderni dei bambini. Le maestre, insomma, sono veramente entusiaste, anche perché la filastrocca, si sa, permette di memorizzare anche certe regole, no? Io addirittura ho anche quelle di matematica, che ne so, per esempio la filastrocca sui numeri primi, per esempio, no? O anche su certe regole grammaticali, sulle eccezioni grammaticali, oltre alle filastrocche che non sono, ecco, prettamente che non servono a memorizzare le regole, ma sono sulle stagioni, sui sentimenti, che hanno comunque una morale. Qualche settimana fa sarei dovuta andare a Roma. Questa cosa mi è dispiaciuta veramente tanto, perché in questo periodo che stiamo vivendo ci sta effettivamente bloccando sotto tutti i punti di vista. Sarei dovuta andare a Roma perché ho ottenuto un primo premio nella sezione filastrocche al premio nazionale speciale infanzia 2020, e in quel caso, ecco, la madrina dell'evento è Dacia Maraini. In quel caso comunque abbiamo parlato, ecco, abbiamo avuto una diretta come la stiamo avendo oggi, e Dacia Maraini ha parlato dell'importanza della letteratura, o meglio delle filastrocche, delle fiabe, dei racconti diciamo, nell'età evolutiva. È stato veramente molto interessante, sarebbe stato bello esserci. Purtroppo, insomma, mi sono emozionata a distanza, come sto facendo oggi, d'altra parte. È stata un'emozione perché le poesie, alcune di queste poesie, quelle didattiche, sono state raccolte in un'antologia.
e quindi saranno a disposizione delle scuole, perché in genere, mi diceva il presidente del premio, le insegnanti, ecco, le adottano, ecco, di solito le adottano e quindi le propongono ai loro studenti, ai loro allievi. E noi siamo tante orgogliosi, sai, perché Cinzia, quando tu naturalmente ci condividi questi grandi successi, per noi è veramente motivo d'orgoglio, ed è quando parliamo di eccellenze. Ci sono dei messaggi che mi piacerebbe leggervi. Allora, il Faraone Palermo scrive: complimenti a queste due eccellenze siciliane, la grande poetessa Cinzia Pitingaro e la stilista Giusy Cusimano. Viva le nostre donne! Grazie al nostro amico Faraone Palermo, che come sempre è gentile, è tanto carino con noi. Antonino Virgadamo, buongiorno a tutti, io compro siciliano. Buongiorno a te, caro Antonino. C'è Mimma Nicolosi Palana che scrive: ciao cara Mimma, ciao care, il 9 agosto è il mio compleanno. Se mi organizzo posso venire a Castelbuono per la sfilata con gli stilisti. Ne ho un'altra a settembre a Palermo, Dolce Gabbana, sempre se posso esserci. Ci vorrà l'invito? Mi scrive: sono certa che Giusy sarà meravigliosa. Amo la bellezza in tutte le sue forme, la curiosità vale anche la scrittrice. Mimma, un abbraccio a te, sicuramente avrai possibilità di essere presente, ci mancherebbe. Un abbraccio a Mimma. E tra l'altro Mimma è stata anche nostra ospite nei nostri live. Siamo arrivati quasi alle ultime battute. Oggi abbiamo avuto modo di parlare di una bellissima città che è Castelbuono, abbiamo avuto modo di parlare con queste due donne, forza, eccellenza. Giusy, senti, ma io a questo punto vorrei chiedere una cosa a te e una cosa a Cinzia. La cosa che vorrei chiedere a Giusy Cusimano, stilista, vi ricordo il 9 di agosto si svolgerà presso Castelbuono questa manifestazione che unisce insieme la musica, l'arte, la poesia, la moda, e quindi un appuntamento importante. Senti Giusy, ma vorresti dare un suggerimento alle donne siciliane? Sono veramente tantissime, noi abbiamo tra l'altro anche tanti amici non siciliani che seguono il nostro gruppo, ma anche tanti amici che vivono fuori l'Italia, quindi salutiamo tutti. Senti, un suggerimento per vestire questa estate? Ci dai qualche cosa su colore? Vai, un colore. Allora, no, sicuramente colore, sicuramente tanto colore, perché quest'anno con questa tristezza del lockdown diamogli uno schiaffo, usciamo tutti gialli, rossi, fucsi e rosa che abbiamo nell'armadio. Non c'è un vero e proprio cliché di moda, cioè io non seguo la moda con le regole prestabilite, perché comunque è bello anche lasciarsi andare ai propri istinti, no? Cioè a sapersi a stare bene con se stessi, con gli abiti che si ha addosso. E quando si vede, io lo vedo con le mie clienti quando vengono e le vesto, se stanno bene con se stesse loro sorridono ed è tutto quello che possono fare, cioè la bellezza è quella, quello che comunque si riesce a trasmettere con i propri occhi. Quindi vestiamoci colorati, utilizziamo tanti accessori, tanti monili, siamo divertenti e rallegriamoci e cerchiamo di buttare via tutta la pesantezza che abbiamo avuto in tutti questi mesi, perché la cosa più importante è la leggerezza anche di una vita serena, e quindi non c'è cosa più bella. Ci piace. Volevo dire solo una piccola cosa, che il mio laboratorio in Piazza Margherita 14 è un laboratorio ALAB, che fa parte della rete ALAB, Associazione Artisti e Liberi Artisti e Artigiani. Noi siamo quasi 85 laboratori che fanno più o meno quello che fa Io Compro Siciliano, cioè mette in rete tanti vecchi mestieri, riqualificando i vecchi centri storici delle città, e quindi
siamo in rete, un lavoro minuzioso di tantissimi artisti che riescono a fare delle cose eccezionali. Quindi Alab, prima ancora di Io Compro Siciliano, aveva provato, ecco, e prova e continua tutti i giorni a lavorare in rete, perché è l'unico modo in Sicilia, con tanti limiti che abbiamo, di lavorare in equipe, in squadra, per essere forti, per unire tutte le forze, per essere grandi nel mondo. Quindi è l'unico modo. E noi siamo assolutamente in linea. Devo dire tra l'altro che proprio oggi, Giusy, adesso leggo subito questo messaggio di Franco Safina, proprio oggi i nostri 3 ideatori di Io Compro Siciliano, che sono Giuseppe Giorgianni, Davide Moricci e Francesco Caravello, saranno presenti ad un appuntamento per firmare ancora una volta un protocollo di intenti con il territorio. Non anticipo niente, fra poco vedremo pubblicati ufficialmente le foto e le notizie, però crediamo fortemente nella rete, crediamo fortemente che insieme si può arrivare prima e più forti, quindi ci crediamo tanto. C'è questo messaggio che vorrei leggere di Franco Safina. Castelbuono è un bellissimo borgo, ho avuto la fortuna di visitarlo qualche anno fa. Castello incantevole, panorama, il corso centrale con tante attività belle, graziose, e perché non dirlo, la crema di manna, direi davvero eccellente. Beh, Franco, hai proprio descritto bene Castelbuono in tutta la sua bellezza. Bene, Cinzia, oggi è stata un'altra puntata tutta al femminile, viva le donne, ma se io ti chiedessi in poesia qualcosa dedicata alle donne? Sì, ne ho una, è inedita, era pronta per la serata di Giusy, per la sfilata. Io avevo detto, ecco, quindi dico, amo la poesia siciliana e quindi questo omaggio l'ho voluto fare proprio in dialetto siciliano, nel nostro dialetto. Fimmina, fimmina come la Sicilia, stiggia già tanti stiggi in già cielo. Fimmina, come la faiggia d'un fuoco che fa sciogliere il gelo. Fimmina, come la inescia, qui radichi in ta terra arsa da stati. Fimmina, ciuri in già li fraschi, come la luna, già li fogli infuti. Fimmina, come la to terra, come una riateggia d'uso soli. Fimmina, arma di una guerra fatta e vinciuta sempre con l'amore. Fimmina come la terra. Grazie Cinzia Pitingaro, grazie davvero per essere stati con noi. Viva le donne, viva la nostra storia, viva la nostra cultura. Noi come sempre vi diamo appuntamento con Io Compro Siciliano live domani alle 12, ma vi diciamo anche, mi raccomando, seguite l'appuntamento delle 18 con Francesco Caravello e Aperitivo Social. Siamo sempre felici di condividere grandi emozioni e belle storie insieme a tutti voi. Bene, carissime e belle signore, potreste gentilmente avvicinarvi alla camera? Vicine. Adesso dovreste ripetere con me: io compro siciliano. Ci piace, chi sti sui femmini che ci piacciono, questa è la terra che ci piace. Viva la Sicilia, viva noi. Grazie a Cinzia Pitingaro, viva le donne. Grazie a Giusy Cusimano, 9 grazie di agosto. A voi, grazie a voi. Ciao, grazie ancora. Grazie a voi, grazie. Vi aspettiamo a Castelbuono. Ciao. 9 agosto. Tutti puntuali. 9 agosto. Ciao.